Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. Buongiorno Alessandra, a te la linea. Martedì 10 marzo ed è subito Pop Economia, economia reale, vita vera, nel rumore e nel caos dell'impennata dei costi. Apriamo oggi con una splendida canzone, Hotel California degli Eagles, un pezzo struggente, sì, di amara verità. Come amara e folle è la corsa del petrolio che manda letteralmente fuori di testa le borse. Un petrolio che va, pensate, prima a $120, poi torna sotto i 100 e sorpresa, Wall Street invece di piangere in maniera molto forte e molto rossa, chiude positiva. Che cosa succede alle borse, sul Tagadà, sull'ottovolante? La guerra è quasi finita e già c'è di mezzo questa dichiarazione a sorpresa, anche questa di Donald Trump ieri sera, e poi una telefonatina di un'ora con Putin su Iran e Kiev. Lo zar subito coglie la volata, prontissimi per le forniture necessarie di gas e petrolio alla UE. E intanto, care amiche e amici, per noi sono grossi guai. I prezzi di gas e petrolio sono saliti ulteriormente, facendo tremare tutta l'economia globale e il nostro governo pare stia studiando contromisure. Un missile è stato intercettato sui cieli della Turchia e sta facendo temere un allargamento del conflitto, e una petroliera è esplosa a largo di Abu Dhabi. E allora noi di energia ne abbiamo ancora molta, anche se questo è un martedì in cui siamo un po' a corto di energia, e di quanto ci sta costando, di dove stiamo andando, di come dobbiamo comportarci. Oggi ne parliamo con un duo d'eccezione, un duo di libera verità. Da un capo del telefono, Nino Sunseri, giornalista della Verità e Panorama. Ben ritrovato, caro Nino. Ciao Alessandra, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. E dall'altro capo Buddy Fox, di firma di Libero, e Panino e Listino, esperto di borse e mercati, una voce, un amico di questa trasmissione. Ciao Buddy. Ciao, grazie per l'invito, un saluto a tutti, un saluto speciale a Nino, al grande Nino. Un saluto speciale al grande Nino. E allora, Buddy e Nino, ovviamente, avete fatto il pieno? A chi dei due? No, chi? Buddy, Buddy, hai fatto il pieno? Potrei dirti una cosa che può sembrare presuntuosa. Io mi aspettavo il rialzo, quindi il pieno l'ho fatto da un po'. Il pieno l'hai fatto tu un po'. E tu, Nino Sunseri, dici la verità, nient'altro che la verità. Hai fatto il pieno? Guarda, non ho nemmeno la macchina, quindi... Nino, sei a risparmio economico energetico e molto di più. No, il fatto che la macchina di proprietà è uno spreco di risorse e quindi sono anni e anni e anni che non ho auto, cammino col car sharing o col taxi. Ottimo, e soprattutto con i mezzi pubblici. Quindi bene. Mi tocca abbastanza marginalmente. E allora che cosa Nino potrebbe essere la bandiera della green economy, è super giovane anche, tra l'altro. Matti, non mi rubare sempre la battuta, ti prego, non mi rubare sempre la battuta. La bandiera della green economy, ti ci ritrovi, Nino, in questo titolo che ti regala Buddy? No, io ringrazio Buddy, ma io non è una bandiera di green economy, è soltanto un ragionamento di semplice convenienza, perché le macchine ormai da anni costano tantissimi soldi, poi ci sono acquistarle, poi ci sono le assicurazioni, le varie tasse, non parliamo delle multe, per quanti soldi posso spendere i taxi in un anno, non spenderò mai quanto costa acquistare un'auto, e quindi il mio è soltanto un calcolo di convenienza, non c'è nessuna logica
Un calcolo di buonsenso, allora Nino, e andiamo un po' Sì, sul buonsenso. Quello che attiene, quello che interessa, indovinate un po', le nostre tasche che si stanno svuotando sempre di più. Siamo nel panico. Babbi, cosa succede? Come le difendiamo queste tasche? Perché? Perché le borse stanno così impazzendo e poi sembrano quasi ritornare in sé? Allora, hai messo una canzone che è Hotel California, che Ah, mi ricorda la... pensavo non l'avessi notata questa canzone, Badi. Sai chi mi sono No, ispirato? Indovina un po' a la chi mi fan- sono ispirato, perché in una mitica puntata di Pop Economia parlammo proprio di Hotel California e del sì, decadimento di quel periodo e sì, anche di un certo no, tipo è di economia. perfetta. È Adesso, perfetta. E allora? no, sì, non voglio annoiare i radioascoltatori spiegando la teoria, però possiamo dire che questa pazzia, tra virgolette, delle borse, cioè che vanno su e giù, ma soprattutto che vanno più su che giù, perché basta che scendano un pochino, anche se viene un po' enfatizzato come un dramma, che subito si riprendono e partono gli acquisti, è figlia di quell'Hotel California, cioè di quella liquidità infinita che c'è ancora sui mercati e che a mio avviso sarà la motivazione della prossima grande crisi che ci attende fra qualche anno. Ma soprattutto questa risalita, adesso faccio come al solito la Cassandra, dal mio punto di vista è un po' finta, perché tutti sono spaventati dalla guerra, ma la guerra di solito è un carburante dei mercati, cioè quando scoppia una guerra di solito i mercati iniziano a salire. Però da un altro punto di vista la guerra, soprattutto per il pubblico, è una distrazione. In che senso una distrazione? Perché tutti gli investitori, i risparmiatori, guardano quello che accade, il racconto della guerra, se finisce, se non finisce, se precipita, se peggiora e tutto il resto, non ci si accorge che invece sul mercato ci sono ben altri problemi. Cerco di sintetizzarli e renderli semplicissimi affinché siano capiti, Quali che sono sono questi quelli problemi? dell'intelligenza artificiale, che nel 2024-2025 dagli investitori era visto come un'opportunità, anche una comodità nel lavoro, ma un'opportunità nel rendimento. Invece dall'inizio del 2026 è diventata come una preoccupazione. Perché una preoccupazione? Perché l'intelligenza artificiale ha iniziato ad intaccare, a essere invasiva, invadente, alcuni settori importanti, tipo il software. Se voi andate a vedere il grafico di Oracle, che è uno dei principali produttori di software, che è anche un'azienda E legata ne un po' abbiamo parlato all'amministrazione... tempo fa con te di O come Oracle, no? Ricordi, ma ho fatto una puntata dedicata ad Esatto, Oracle. Che cosa sì. succede ad Oracle? Nonostante la crescita dei mercati, nonostante la crescita dell'intelligenza artificiale, lo sviluppo della tecnologia, rispetto solo a settembre del 2025 il titolo è dimezzato. Perché è dimezzato? Perché l'intelligenza artificiale inizia a dire in questo settore, nel settore del software, di dipendenti ce n'è molto meno bisogno, e allora le aziende iniziano, anche i proprietari di licenze di software, iniziano ad andare in crisi. Solo che su queste aziende hanno investito delle finanziarie, delle società di private credit, e purtroppo l'hanno fatto a leva. Cosa vuol dire a leva? Vuol dire che se io ho 10 di disponibile, mi permettono di investire a 50 dai 10 che ho. Finché guadagno va tutto bene, perché il guadagno si moltiplica. Quando inizio a perdere diventa un problema, perché ho investito per 50 ma ho solo 10, e queste società iniziano a cadere in borsa. Se oggi è il 10 marzo, nel 2023 c'era stata la crisi della Silicon Valley Bank, se si dovesse scatenare nel private credit una cosa del genere, poi ci sarebbe un effetto catena che creerebbe il panico. Allora si scoprirebbe che la guerra non è il principale problema sui mercati finanziari. Ecco, Badi, tu come sempre hai spostato magnificamente l'attenzione sul dramma della guerra, perché la guerra provoca vittime, provoca drammi, no? Infiniti, e stiamo vedendo cosa sta Certo. succedendo, dal punto di vista economico, facendoci capire che, secondo la tua teoria, la guerra sarebbe anche un rendimento buono, no? A livello insomma alto, altissimo, non a livello pop, no? Per le nostre tasche. Quindi ci hai parlato di intelligenza artificiale. A me sinceramente sembra una teoria molto
mi è molto lontana, ma siccome l'importante è capire, come dici tu, cerchiamo di capire con Nino. Nino, sei d'accordo con questa teoria, che non è da Cassandra stavolta, è di Buddy Fox, ma è una teoria molto elaborata che sembra vedere in avanti, no? Che sembra avere visione. È così, Nino? Ma Buddy è sempre bravissimo ed è un analista molto raffinato. Io invece sono un ragazzo di strada. Ecco, andiamo un pop, Nino, come piace a noi. Noi siamo andiamo di strada, come dici, pop, no? Nel senso più buono del termine, cioè? Perché qui il problema, la preoccupazione, lo sai qual è, lo sapete qual è? Per le nostre tasche, per i nostri conti. No, quello lì, Alessandra, mi pare di averlo già detto in una puntata precedente. Sì. Il discorso del petrolio finisce, si sta già sgonfiando. Stasera, oggi pomeriggio, le quotazioni stanno scendendo. Il petrolio è stata semplicemente una fiammata speculativa che al momento non esce dall'ambito dei mercati finanziari, cioè i riflessi sull'economia reale non ci sono ancora e probabilmente non ci saranno nemmeno dopo. Il petrolio tornerà anche abbastanza rapidamente sulle quotazioni intorno a 60-70 euro, dove era 2 settimane fa, e quindi tutto questo diciamo sul fronte del petrolio tu ci rassicuri, ma sul fronte delle bollette, Nino, quello di cui noi abbiamo tutti più paura, cosa dobbiamo fare su quello, sul fronte dei consumi sulle bollette? Perché lì la situazione reale non è molto buona, Sì, ma quello lì non è un problema strutturale che non ha cioè su cui la fiammata di questi giorni impatta poco, cioè quello di questi giorni è soltanto un fatto di mercati finanziari, speculazione, hanno preso l'abbrivio, il petrolio era molto basso, è stato molto basso per tutto il 2025, anche insomma, nel 2024 non ha certo brillato, quindi era depresso. Questa aveva fatto una piccola fiammata, ma che era subito rientrata dopo la guerra di 12 giorni a giugno. Adesso l'enfasi è stata molto più grande e il prezzo è salito, ma ti dico, stavo guardando prima del collegamento e vedo già che sta rientrando. Il problema del caro bollette è un problema strutturale, come degli approvvigionamenti, del sistema di tassazione, ma come dire, non ha cioè ha uno spettro più ampio su cui gli interventi, sì, il decreto bollette, ma probabilmente non è andato, non ha ottenuto i risultati. Pare che il governo stia cercando di capire cosa deve fare, no? Ancora per cercare di tamponare questa emorragia, che è un'emorragia, come dici tu, strutturale. E allora, Nino, andiamo un po' al dunque, poi ho tante anche cose da mettere sul piatto, perché tanto rumore sta facendo questa nuova realtà della guerra. La guerra, guarda, Alessandra, la mia generazione fortunatamente sarà la prima generazione che avrà vissuto tutta la sua vita senza conoscere guerre in Europa. Nella storia dell'Europa questo non è mai successo. Poi dai baby boomer in poi, fortunatamente la guerra è diventata una roba da libri di storia o da cronaca giornaliera, ma sì? Il fatto fondamentale, ripeto, è che la mia generazione, quella dei baby boomer, sarà fortunatamente per tutta l'umanità
almeno per noi europei, ma per larga parte dell'umanità, la prima generazione che compare e poi scompare in Europa senza che sia mai scoppiata una guerra. Poi questo è il dato strutturale. E anche poi, per carità, ci sono questi conflitti in Iran, quelli in Ucraina, però insomma se guardiamo nell'insieme, signori, non è mai nella storia d'Europa e diciamo del bacino del Mediterraneo, per farla più. Non è mai successo che ma questa nuova guerra, Nino, questa nuova guerra sta mettendo molta paura agli italiani, e lo dice la percezione che hanno i sondaggisti, ma basta parlare, no? Noi che siamo persone che siamo pop, no? Prendiamo mezzi pubblici, andiamo in macchina, camminiamo, siamo tra la gente, lo sentiamo tutti, nessuno escluso, abbiamo paura. E Buddy, sei d'accordo con Nino? E poi passiamo ad un'altra notizia, cioè il G7 sta valutando lo sblocco delle riserve strategiche per fermare la corsa ai prezzi. Qui voglio sentire entrambi. Buddy, Nino è un baby boomer, tu sei una Cassandra, ma non farla troppo oggi la Cassandra, perché l'aria che tira non è buona. Allora, posso dirti che ha ragione totalmente Nino sul fatto della speculazione, appunto si diceva questa enorme liquidità che c'è sui mercati, che ricorda un po' la situazione che abbiamo vissuto nel 2008, quando il petrolio arrivò a $147, senza nessuna spiegazione reale, perché oggi le spiegazioni del petrolio che sale ci sono. Fu una fiammata che però durò per più settimane, quindi quei $147 intaccarono poi il sistema economico e sappiamo tutti quello che è successo. Non sono sicuro di quello che dice Nino sul fatto che il petrolio possa tornare basso. Perché? Perché anche una persona illuminata come Davide Tavarelli a inizio anno diceva che c'è abbondante petrolio nel mondo, mentre poi qualcuno dirà giustamente che il petrolio ha avuto la fiammata perché c'è stata la guerra in Iran e c'è stata la chiusura dello stretto di Hormuz, ma dal mio punto di vista invece la salita del petrolio è figlia proprio di quello che stiamo vivendo, cioè di quel rialzo di borsa che è dettato dallo sviluppo tecnologico. Perché? Perché tutte le volte la gente pensa che la tecnologia funzioni così perché arriva dal cielo l'energia, invece funziona per gran parte con il caro e vecchio petrolio che vorremmo dimenticare, i combustibili fossili, che invece hanno un'importanza esclusiva nell'alimentare E l'abbiamo il sistema detto tante energetico. volte, anche sì. E la tecnologia ha gran bisogno di energia, quindi anche se la fiammata si spegne, finché non troveremo un sostituto ai combustibili fossili, con questo sviluppo tecnologico, e la tecnologia è sempre più divoratrice di energia, io temo che manterremo le quotazioni su livelli, diciamo, alti, non estremi, ma alti. Quindi. E allora siamo tutti a guardare la fiammata. Allora, colpa dello sviluppo tecnologico, Nino Sunseri, come dice Buddy Fox, e aggiungo un altro nodo, Nino, per snellire un po' i tempi. Il G7, dicevo prima, sta valutando, lo sai benissimo, lo sblocco delle riserve strategiche per fermare questa corsa folle ai prezzi, e i ministri dell'energia del gruppo dei famosi 7 si riuniscono a Parigi per discutere proprio questo potenziale rilascio delle riserve petrolifere. Poi c'è stato il ministro Giorgetti che ha parlato e ha detto così: tutta questo caro energia, questa folle corsa di cui abbiamo parlato, attenzione, dice Giorgetti, non è che si può contrastare con la stretta monetaria, cioè la stretta monetaria non è la soluzione per il caro energia. Quindi ti rimbalzo la domanda e poi la consegno anche a Buddy. Alla BCE, Buddy me lo ha servito su un piatto d'argento perché parlava dell'anno 2008. Alla BCE, se non sbaglio, c'era nell'anno 2008
un altro francese che non è la Madame Lagarde, di cui parliamo sempre, ma tal Trichet, correggimi tu Nino sul serio se sbaglio. E allora No, lì ci fu una politica di questo tipo, no? Che può succedere su questo versante? Ha ragione Giorgetti? ma sai, la conclusione è che noi dovremmo evitare di avere altri francesi alla guida della BCE. Prima Trichet e adesso la signora Lagarde non hanno dato grande prova di efficienza. Ma sai, il problema lì è semplice, bisognerà vedere quanto questa fiammata poi andrà a influire sull'inflazione. Cioè, io sono d'accordo con Buddy. Con Buddy, sullo sviluppo tecnologico, diceva Buddy, colpa dello sviluppo tecnologico e che comunque il petrolio resterà alto. Io non pensavo minimamente che tornerà mai ai 20 euro che abbiamo visto per un decennio, 30 anni fa, e quindi a quel livello certo non ci tornerà mai più. Io vedo un prezzo accettabile intorno a quei 60-70 euro che sono stati la quotazione di questi ultimi tempi, anche perché poi l'esperienza ci insegna che se il prezzo del petrolio sale oltre certi livelli succedono due cose: una, che ripartono le esplorazioni, quindi nuovo petrolio, e quindi si alza l'offerta e il prezzo si calmiera, e soprattutto poi vengono incentivate le ricerche di energie alternative. Cioè questo grandissimo allarme io personalmente non lo vedo, e poi ci possono essere degli effetti, ma anche questi qua più speculativi che reali, per cui prendendo la scusa di questo rialzo del petrolio i prezzi al consumo salgano. Questo non mi sento di escluderlo, e dopodiché vediamo che succede con i tassi. Insomma, sicuramente quello che mi sento di poter dire è che la corsa al ribasso dei tassi è finita. Che poi si riapra un ciclo di caro denaro, spererei di no, però quello non dipende nemmeno da Giorgetti, purtroppo. Abbiamo 3 minuti ancora, perché il tempo vola, il tempo è denaro, sapete, vola quando si è con voi. Grandera a parte, se di Grandera in questo momento si può parlare, Francia a parte, Buddy, che cosa, quindi togliamo un po' Trichet, che no, un po' downtown, e togliamo anche di mezzo Madame Lagarde. Che cosa potrebbe succedere se ci fosse la stretta monetaria? Proprio un stretto Buddy, perché poi ho un nodo da mettere sul piatto e poi purtroppo dobbiamo salutarci. Allora ti dico, ho detto delle brutte notizie, adesso cerco di dartene delle buone. Sarà l'ora, sarà l'ora. Allora, il 2008, l'errore del 2008 rimane un emblema, quindi non si farà assolutamente quell'errore lì, perché poi abbiamo visto quello che è accaduto. Il lato positivo è che rispetto al 2008 oggi i tassi sono la metà, almeno in Europa, quindi anche dovesse fare 1, 2, 3 strette così come effetto non produrrebbe gravi problemi. La seconda cosa, è tutto giusto quello che ha detto Nino sulle nuove esplorazioni nel caso il petrolio dovesse salire. Le buone notizie rispetto al precedente picco, cioè quello del 2008, sono che lì c'era il timore che il petrolio potesse finire, e come abbiamo visto sono passati 18 anni e ce n'è ancora in abbondanza. L'altra buona notizia è che gli Stati Uniti sono diventati esportatori, sono autosufficienti nel petrolio e sono diventati anche esportatori. La brutta notizia però, come conclusione finale, è l'eredità che ci ha lasciato Mario Draghi, perché Mario Draghi ci ha tolto dalle dipendenze della Russia, che potevano essere giuste dal punto di vista geopolitico, sociologico, politico, tutto quello che volete, però ci ha messo nelle mani degli Stati Uniti, il gas lì costa il doppio, e è nelle mani del Medio Oriente, dove
sappiamo che le turbolenze sono all'ordine del giorno. Il problema per noi, per l'Italia e per l'Europa, ci sarà quando la Russia, con il suo gas e il suo petrolio, tornerà sul mercato, perché i prezzi saranno concorrenziali e lì allora sarà un problema perché ci farà gola. Sarà un problema, i prezzi scenderanno. Se ritorna sul mercato il petrolio e il gas russo, i prezzi e infatti dell'energia Putin scendono. l'ha accolto subito al volo, no? Dopo la telefonatina di Trump ha detto: ma sono qui pronto ad aiutarvi. Come la vedete questa mossa di Putin? Abbastanza inevitabile, abbastanza... Che mossa è questa di Putin? E che mossa è quella di Trump anche? Lo chiedo ad entrambi, Nino? La mossa di Putin è quella, un tentativo di apertura, di disponibilità, per dire io sono qui, il prezzo del petrolio è molto alto, se rimettiamo sul circuito il mio, ovviamente i prezzi si abbassano. Certo. E si rimette in circuito anche lui lo zar in questo modo, non aspettava il momento, no? Dipendete da me, questo è il messaggio politico, no? Dipendete da me, io sono qui, ve lo avevo detto, della serie ve lo avevo detto. Sì, certo, dico io sono qui, dico se avete un problema di petrolio molto alto, riaprite i rubinetti, tanto date di riaprire i gasdotti, almeno quello, il Nord Stream, riapritelo e improvvisamente vedrete che il prezzo del gas e quindi tutti i valori energetici scenderanno di colpo. E io rientro in partita. Io rientro in partita però noi qui stiamo finendo, la nostra partita purtroppo è chiusa, la nostra mezz'ora è chiusa a 16:30, purtroppo avevo un nodino che è un nodone da rimettere sul piatto, ma lo faremo la prossima volta perché è troppo lungo e complesso. Buddy, come la vedi questa mossa di Putin? Nino ce l'ha spiegato benissimo, e quella di Trump, proprio strettissimo. Buddy, è un frammento. Sui mercati si dice business as usual, però io temo che in queste contrattazioni, in questi rapporti qui, è un po' come i rapporti d'amore. Quando si viene traditi è un po' difficile ricucire, non lo so. Nino, noi tradimenti, noi non siamo per i tradimenti, Sal Da Vinci insegna mai dire la parola divorzio nella mitica irrefrenabile imitazione di Fiorello. Dipende. Certo, gli americani adesso hanno appunto cominciato veloce, siamo oltre. Hanno cominciato a esportare gas loro che ci costa tantissimo. Certo che se riapriamo il gas russo, quello americano non ci servirà più, appunto, per cui dico il tradimento si paga in qualche maniera, però si paga, ecco, lo hai detto, il tradimento si paga, Nino, noi non possiamo pagare più, siamo arrivati proprio al limite, e allora è stato un momento bellissimo di libero verità, grazie a questo duo eccezionale, grazie al grandissimo Nino Sunzeri e grazie al super Buddy Fox. A presto, un saluto a tutti. Saluti a tutti, ciao Buddy e a presto. Un abbraccio a Nino, un abbraccio a te. Un abbraccio per tutti. Un abbraccio per tutti, a presto. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Va ora in onda Rumore. Mi è sembrato di sentire un rumore, 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 rumore. Di nuovo a te la linea, Alessandra. Rumore 16:34, io sono sempre Alessandra Mori, questo è stato quello che ci ha messo su la nostra Natalia, uno splendido pezzo, Sant'Anna Europa, ma dov'è l'Europa in tutto questo caos? Europa, dove sei? Batti un colpo, è la domanda delle domande che ci facciamo tutti i martedì, ma ora in diretta da Tel Aviv noi abbiamo Sharon Nizza, mi dicono che è collegata, giornalista. Buon pomeriggio Sharon, buon pomeriggio. Oh, I could start maybe saying a few words about Israel and following the war. Io sento la linea molto disturbata, non avevo dubbi che oggi ci fosse questo disturbo. Cosa mi dici Natalia? Lei è collegata. Lei è collegata, ma io sento un ritorno non in lingua italiana, in inglese. Cos'è? Sì, credo che ci sia sotto una persona dove è lei che stia parlando. Adesso cerco di comunicare con lei. E allora, mentre Natalia comunica con lei, a volte i presentimenti, i presagi sono quelli che poi si avverano nella vita vera, nella propria economia e nel rumore del momento. Immaginavo che questo collegamento fosse disturbato. D'altra parte mi diceva che era al coperto in un bunker, ora ci racconterà lei. Intanto cerco di ripresentare Sharon Nizza, collega giornalista, autrice di 7 ottobre 2023, Israele, il giorno più lungo. E con lei che è editorialista, che firma di molti giornali, per esempio Il Foglio, cerchiamo di fare una disamina dei fatti in questo momento, di quello per esempio che ha detto ieri Donald Trump, che ha cercato di rassicurare non soltanto i suoi deputati, i repubblicani, il suo popolo, l'America, la sua gente, quelli che lo hanno votato, quelli che sono stati dall'inizio con lui, dicendo attenzione, la guerra è quasi finita. E Trump ci si è messo di mezzo nel momento giusto, perché i mercati, lo abbiamo detto poco fa con Buddy Fox e Nicola Sulseri, erano sull'ottovolante, erano impazziti, fuori di testa completamente. Abbiamo visto il petrolio come era andato su e poi è tornato giù proprio dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che li ha rassicurati, dando loro un piccolo sospiro di sollievo e dando insieme, parallelamente, un messaggio politico rivolto alla sua gente. Dall'altra parte però c'è stata, non vi sarà sfuggito per chi avesse seguito, la dichiarazione di Netanyahu, che dice così: stiamo spezzando le ossa, gli stiamo davvero facendo molto male, ma non abbiamo ancora finito, sapete, non abbiamo ancora finito. Due versioni che sembrano perlomeno formalmente contrastare, e proprio oggi ci sono molti rumors, molti retroscena. In questo modo si dice la gestione del conflitto potrebbe rischiare di incrinare l'asse fra Donald e Bibi Netanyahu. Cosa mi dici Natalia? Niente. Non abbiamo niente, vero? Sto cercando di contattarla subito, Alessandra. Arriviamo. Bene, e allora due versioni che sembrano davvero non andare in piena sintonia, le due versioni da una parte Trump e da una parte Netanyahu. L'IDF ha distrutto peraltro dei depositi di carburante iraniani e Washington, non è un rumor, si sarebbe molto, molto irritata. Lo Stato ebraico intanto, lo ripeto, prendendo di mira le infrastrutture civili, ha fatto sì che gli USA possano temere che la popolazione si avvicini al regime in questo modo. Quella popolazione, quella parte di popolazione, perché anche in Iran la popolazione è spezzata, c'è da una parte una
fetta molto grande che inneggia alla liberazione, inneggia contro il regime e non vede l'ora che tutto questo possa finire. Abbiamo sentito molte voci iraniane, ne sentiremo una martedì prossimo, e un'altra parte invece, un'altra parte che sorprendentemente è ancora fedele al regime. E si parla adesso in queste ore, in questi giorni dell'erede. Proprio questo è il punto che volevo vedere con Sharon Nizza, che ha fatto molti articoli su questo ed è ben ferrata sul pezzo su questo tema, perché ora si dovrebbe trattare, non so se è la parola giusta, forse Trump sa molto bene di chi si tratta, di chi si parla, e l'erede dell'Ayatollah è il figlio, il secondogenito che dovrebbe reinsediarsi. C'è una parte del paese, molti supporter, che tifano per Mojtaba. Chi è Mojtaba? È il secondogenito di Khamenei, che avrebbe messo su insieme al padre, in un percorso anche molto solido, case e ville a Londra, pensate, per 250 milioni di euro. Sarebbe il figlio prescelto, l'immobiliarista supremo, cioè ci sarebbe praticamente una holding dei Pasdaran, e c'è una parte, ripeto, di popolazione che tifa e supporta Mojtaba, che al momento è la nuova guida che resta nell'ombra. In tutto questo scenario in cui ci sono le persone ferite, ci sono morti, stragi, a più non posso, c'è questa ferita profonda degli iraniani che, pensate, quell'altra parte, non quella che tifa per Mojtaba, il prescelto, quella parte ferita degli iraniani che gioiscono per le bombe. Sapete perché? Sapete perché? Raccontano: abbiamo più paura della Repubblica Islamica che delle bombe. Pensate un po', avete mai visto una popolazione che gioisce perché ci sono le bombe, perché le bombe colpiscono il proprio paese? No, ma questa popolazione abusata, questa popolazione di donne ferite, donne spogliate, costrette ad implorare perdono per un velo fuori posto, questa parte cospicua di popolazione che non vedeva l'ora di essere liberata, non vedeva l'ora che Khamenei morisse, e questa parte di popolazione inneggia all'America, non vede l'ora che tutto questo possa finire. Quindi, come vediamo, l'Iran è molto spaccato. A questo punto, in questo momento, intanto in queste ore c'è stata una fortissima paura, perché una nave è stata colpita al largo di Abu Dhabi e la Turchia ha dispiegato missili Patriot e ancora missili sugli Emirati. Trump ha detto: colpiremo 20 volte più forte, e sono stati attaccati siti nucleari vicino a Teheran. E allora sono le 16:41, il tempo oggi vola più che mai, non so perché, non mi spiego questo tempo che vola in questo modo. Sempre noi stiamo aspettando Sharon Nizza, abbiamo qualche altro minuto e poi ho il professor Petricone, Alessandra, anzi pregherei, eccola. io ti chiedo di fare un breve stacco musicale, così cerchiamo di risolvere un attimo il problema. Allora io ti chiedo intanto di chiamare il professor Petricone, così recuperiamo tempo, altrimenti andiamo troppo in là e poi non abbiamo più tempo per lui, e intanto tu riprovi anche a chiamare Sharon. È possibile? Va bene, mandiamo un pezzettino di canzone intanto. Andiamo ancora in Europa, la nostra cara e bella Europa, e intanto chiamiamo il professor Petricone.
Di nuovo a te la linea, Alessandra. Ha un collegamento difficilissimo, ma non ci spaventiamo per questo. Sharon, sei in linea? Sì, eccomi, spero che regga. Eccoci, collegamento tanto difficile. Intanto ho cercato io di fare una sintesi, di spiegare. Allora, dove sei in questo momento, Sharon? A Tel Aviv. A Tel Aviv, ma sei in copertura? Siete in un bunker? Dove sei? In questo momento sono in una casa dove sto scrivendo, seguire notizie e non è casa mia, mi stavo per strada, quindi sono arrivata da degli amici che hanno la stanza rifugio, perché le sirene scattano ogni diciamo periodicamente. Pronto? Pronto? Sì, mi scusi Sharon, abbiamo qualche Io problema. non capisco. Abbiamo qualche Ma qual è il problema? di È vostro il problema, non è mio. Sì, assolutamente. È nostro, è Ecco, nostro. perché io ho fatto non so quante interviste oggi, tutto a posto. Sì, ma ha ragione. Adesso arriviamo subito.
la linea, Alessandra. Allora, linea difficile, puntata difficilissima, mi scuso con Sharon Nizza, lei dice che ci sente, ma noi non la sentiamo, insomma, problemi di tutti i giorni, problemi di vita vera, non di economia reale, ma di vita vera. Allora, ben ritrovato al nostro professor Petricone che sempre ci accompagna, sociologo Ben per studi trovati. politici e giuridici. Ben trovato, professore. La volevo mettere insieme a Sharon Nizza, che si collegava da Tel Aviv, ma non è stato possibile. Ma ci riproveremo perché noi siamo molto coriacei, non resistiamo. Certo. E allora, professore, il G7 sta valutando lo sblocco delle riserve strategiche, lo dicevo poco fa con il nostro serie Buddy Fox, per fermare la corsa ai prezzi impazziti. I ministri dell'energia del gruppo dei 7 si sono riuniti a Parigi, si riuniscono a Parigi per discutere questo rilascio potenziale delle riserve petrolifere per stabilizzare i mercati. Ci siamo sentiti l'altra volta e con lei facevamo una disamina dell'Europa, quell'Europa senza, no? Dove è l'Europa? E nel frattempo ci sono anche due versioni, quello che dicevo prima mentre aspettavo Sharon Nizza, la versione di Trump e la versione di Netanyahu. Trump che ieri si mette di mezzo, così blocca, no? In maniera un po' più soporifera l'impazzimento dei mercati e dice attenzione, guerra quasi finita. Netanyahu che invece dice no, gli romperemo le ossa, non abbiamo ancora finito. Una versione che le due versioni non sembrano collimare, non so se in maniera sostanziale o formale. Intanto c'è questa nuova guida, il figlio di Khamenei, che però nessuno lo vede, nessuno lo conosce, nessuno lo sa. Qual è la situazione, professore? Ci illumini un po'. La situazione è che entrambi i leader, i presidenti dei due paesi che lei ha citato, stanno parlando più che all'interno delle rispettive nazioni, perché Trump ha deciso di buttare acqua sul fuoco in vista delle elezioni di midterm che sono praticamente alle porte, e lo stesso sta facendo Netanyahu con opposti, diciamo, atteggiamenti. Potremmo dire due facce della stessa medaglia. L'inflazione corre negli Stati Uniti, il prezzo della gasolina, della benzina a gallone è praticamente raddoppiato in pochi giorni. E i consiglieri di Trump lo hanno indotto a affermare, anche se poi non è vero, che il conflitto è alla fine. Netanyahu dall'altra parte deve parlare ai suoi falchi, invischiato in tutte le vicende giudiziarie che sappiamo, assecondando questo continuo attacco in Cisgiordania da parte dei coloni delle inermi popolazioni palestinesi, per riuscire nelle elezioni che anche lui avrà breve. Lei non crede che ci sia una frattura tra i due, come riportano oggi molti articoli, no, sui maggiori quotidiani? Cioè, la gestione del conflitto potrebbe rischiare di incrinare questo asse. Questo è un asse che non può essere incrinato in nessun modo. Pare che Washington sia molto irritato dal fatto che l'IDF ha distrutto depositi di carburante iraniani. Lei cosa pensa? Guardi, mi viene in mente quell'espressione che aveva usato Aldo Moro durante il periodo degli anni 70, il compromesso storico con il PC. Sono parallele convergenti. La posizione, come diciamo, uno a fianco all'altro secondo i propri obiettivi, però converge nell'esigenza di portare a termine questo risultato, che se fosse, diciamo, di sconfitta formale, ideale o sul campo, sarebbe un disastro per entrambi. Cioè, se Trump paradossalmente non riuscisse a sovvertire quello che è stato fino adesso, ha bombardato, ha messo a rischio il percorso nel Mar Rosso e nella parte, diciamo, più a nord del transito delle petroliere, lo stesso ha fatto Israele, e sarebbe un grande guaio per loro. Quindi ciascuno deve cercare di portare a casa un risultato. Teniamo conto poi anche che in questo momento la parte che più è indebolita da questa situazione è proprio quella del paese aggressore dell'Ucraina, che spesso ricordiamo, no? Il dittatore Putin appare sempre più come uno junior partner che va le braccia. Mi scusi professore, lo dicevamo proprio in apertura di puntata, dicendo ma io sono qui, vi serve il gas, vi servono gli approvvigionamenti, sono qui, sono pronto. Quindi, esatto. Noi immaginiamo un Brezhnev, ma anche,
ma anche uno stesso Gorbaciov, non vogliamo parlare di Stalin, che si rivolge agli Stati Uniti come dire: guarda, sono a disposizione, hai bisogno di me, quasi tirandogli la giacchetta. Ci viene in mente, diciamo, una domanda: dov'è finito il Ruski Mir, quel famoso, diciamo, ideale che poi si è dimostrato essere solo di genocidio, terrorismo, che sta cercando di annichilire l'Ucraina? Ma il sintomo è che in realtà il tentativo di annichilire l'Ucraina per il paese aggressore di quella nazione sovrana indipendente passa per Trump. Cioè Putin sta chiedendo, Putin pluriricercato alla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, perché ha deportato e sequestrato innocenti, chiede a Trump, dice: guarda, convinci Zelensky a lasciarmi il Donbass perché sennò io qui sono in difficoltà. Allora, la situazione in Medio Oriente è una situazione in cui il leader indicato come tale, il figlio di Khamenei, il cosiddetto predestinato, perché questo significa, il suo nome non appare. La famiglia di Khamenei è stata praticamente completamente distrutta. Lo stesso attuale leader ha perso moglie, sorella, madre, padre, un figlio. Che avrebbe, professore, come dicevamo prima, un oscuro coinvolgimento economico che tra l'altro tiene in piedi, proprio tiene in vita il regime, cioè questa holding dei Pasdaran, no? Che investe su ogni settore dell'economia iraniana, le banche, l'energia, l'industria, su tutto, e che però al momento non appare. Questo è davvero un mistero. Sì, ma lo stesso leader ha investito 250 milioni di sterline a Londra con investimenti immobiliari nelle aree, come dire, più commerciali di quel paese, come spesso succede, come sempre succede ai dittatori che in qualche modo hanno una egemonia personale. La domanda che ci dobbiamo fare adesso è... Prego. No, la domanda che ci dobbiamo fare adesso è: qual è la linea che Trump, che ha iniziato questo attacco, intende realizzare? Allora, la sua, diciamo, dichiarazione ha fatto in modo che il prezzo del petrolio sia diminuito. Io sono tornato da Milano domenica, il giorno, diciamo, 3 giorni prima la benzina o una macchina ibrida costava 1,7, arrivato alla pompa a Fabbro costava quasi 2 euro. E mi diceva, diciamo, la persona: guarda, stanno aumentando per una speculazione. Ecco, Trump si è fatta proprio questa considerazione, cioè ha visto che nel suo paese, proprio oggi ho parlato con una collega da Miami, stanno montando grandissime proteste proprio per questa accelerazione del prezzo della benzina. Non potrà ovviamente avere nessun vantaggio da questo pseudo accordo con il presidente del paese aggressore dell'Ucraina, che tra l'altro si trova in una difficoltà, potremmo dire ormai cronica, atavica, ossia perde tutti i famosi droni iraniani, non riesce a vendere quello che ha fatto fino adesso, per il quale ha galleggiato con la Cina, e che cosa fa? Chiede all'Unione Europea: ripensiamoci. Ecco, questo momento è un momento di svolta. Ora vediamo cosa farà l'Unione Europea, professore, perché c'è questo punto che a me personalmente, non so lei, non so voi, cari amiche e amici che ci ascoltate, mi interessa moltissimo, mi intriga moltissimo. Parliamo sempre d'Europa. Cosa farà a questo punto l'Unione Europea, che è essa stessa in grande difficoltà? Questa è la domanda, è il momento in cui l'Unione Europea deve dimostrare di essere Unione Europea. È stata fin troppo silente fino adesso, lasciando come dire, il pallino alle diverse personalità nazionali, Macron, Merz, in qualche modo anche come un contraltare al leader del governo spagnolo. Ma adesso è arrivato il momento di rispondere anche in maniera ferma alle, diciamo così, pretese di Orban, alle pretese del leader della Repubblica Slovacca, che reclamano, come dire, un blocco di tutti gli aiuti all'Ucraina, perché l'Unione Europea deve dimostrare di essere a fianco dell'Ucraina in questo momento. Ucraina che tra l'altro si è offerta e ha già mandato degli esperti sul territorio di crisi in Medio Oriente, quindi Iran, nell'area del Bahrain, in Qatar, per mostrare loro come bloccare i droni iraniani.
Allora, abbiamo un minuto, professore. C'è un punto, credo sia molto interessante, uno dei tanti ovviamente, l'aggressione ingiustificata degli attacchi iraniani contro i paesi arabi. Lo diceva proprio Sharon Nizza in uno dei suoi pezzi, aggressione ingiustificata. Cioè questa è vista dai più come una via di non ritorno, no? Teheran rischia un boomerang su questo? Ma questa è, diciamo, una strategia militare. Io la guarderei più che altro in questo senso, cioè diversificare il fronte della prima linea per coinvolgere il più possibile altri paesi e chiamarne altri a sostenere. Iran sciita, Iraq sciita, la maggior parte dei paesi coinvolti, a parte il Bahrain, che però è in una posizione, come dire, politica di media ostilità con l'Iran, sunniti. La reazione molto controllata di quei paesi aggrediti, penso agli Emirati Arabi Uniti, è stata quella di fare di un'occasione un'opportunità, nel senso di non perdere ulteriori, diciamo, gratificazioni economiche. Le risposte sono state molto controllate, non c'è stata nessuna escalation. È come un po' il pugile che è messo all'angolo, che comincia a menare tutti i suoi fendenti per cercare di uscirne in tutti i punti, no? Cioè anche sotto la cinghia, per chiamare l'arbitro a diciamo, interrompere l'incontro. Ecco, io vedo questa come una metafora dell'aggressione dell'Iran in quei paesi. Molto chiaro, molto chiaro. E allora sono le ore 17, forse poco più. E allora, professor, io la ringrazio sempre del suo contributo davvero molto prezioso. Ci risentiamo perché qui ne vedremo delle belle, anzi delle brutte. E la saluto e la ringrazio, buon pomeriggio. E grazie a voi sempre. E vi saluto e vi ringrazio, spero di poter ripescare, spero poter riavere presto Sharon Nizza in collegamento da Tel Aviv, una voce molto importante, molto critica, molto illuminata, per farci capire che cosa sta succedendo. E vi saluto, vi ringrazio, puntata molto rumorosa, a martedì prossimo. Avete ascoltato Pop Economia.